Alcuni vandali, così chiamati, o ragazzi, non lo so, hanno distrutto le giostrine, hanno distrutto un po' il parco. Il pallone della giostrina rotto, le sedie danneggiate e la vasca delle palline colorate sfondata dopo che i ragazzi dell'Ipsia Galilei si erano resi disponibili per la manutenzione dei giochi. È l'ennesimo caso di vandalismi al Due Mulini di Castelfranco, il parco giochi inclusivo che da anni è oggetto di scempi e danneggiamenti alle strutture. Questa volta i danni sono stati più pesanti, fuori uso 2 giostre, fiore all'occhiello del parco perché utilizzabili anche dalle persone con disabilità. È la quarta volta che succede e questa volta ci siamo mossi anche noi, perché non solo l'associazione Due Mulini, che è oggetto continuo di questi vandalismi, ma ci siamo mossi anche noi, abbiamo scritto una lettera al sindaco e anche al vice sindaco che ha anche la responsabilità verso le associazioni, proprio per sollecitare un loro intervento. Amareggiati e stanchi, i volontari che si occupano della struttura hanno espresso la richiesta anche di coinvolgere i ragazzi delle scuole per sensibilizzare sul tema dell'inclusione in opposizione agli atti di vandalismo. Unico modo per cercare di limitare il fenomeno: maggior sorveglianza, più telecamere e, se necessario, più agenti di polizia nella zona per tentare di dissuadere chi decide puntualmente di commettere questi scempi. C'è un tema sul sistema della videosorveglianza sul quale stiamo ragionando, ma non è così semplice, in quanto il nostro sistema di sorveglianza viaggia su fibra propria e fa bisogno di una sua riqualificazione generale. Avendo oltre 100 telecamere a Castelfranco Veneto c'è bisogno di rifare i server e stiamo lavorando. Potenzieremo i servizi di sorveglianza. Ricordo a questi ragazzi che questi atti di vandalismo non sono buoni esempi e che comunque possono essere perseguiti civilmente e penalmente, quindi esorto a un senso di responsabilità.